Bentrovati, eccoci puntuali come ogni settimana per parlare insieme a voi, per affrontare diversi argomenti, per dare consigli speriamo sempre utili. Lo facciamo sempre come di consueto insieme all'avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, Bentrovati, avvocato. bentrovati. Beh, in quest'ultima settimana un po' di novità sono maturate. Intanto oggi torneremo ad occuparci chiaramente dell'argomento principe un po' di questi ultimi mesi, cioè il reddito di cittadinanza, perché ancora ci sono delle cose che ci segnalano i nostri telespettatori. Abbiamo già parlato dell'ISEE corrente, tra poco torneremo ad occuparcene, vedremo come si può fare, ma c'è un altro argomento che interessa tantissimi telespettatori, un po' tutti noi. Parliamo dei rimborsi per quanto riguarda gli operatori telefonici. Intanto c'è un'importante sentenza, è arrivata la prima, cioè quella della Telecom, adesso partono i rimborsi, avvocato. Allora come bisogna fare per ottenerli? Perché noi lo diciamo sempre, ogni cosa va richiesta, no? Non arriva così, uno sta a casa, arriva la telefonata, ti facciamo il rimborso per le bollette, per quei soldi che ci hai dato in più sulle bollette. No, assolutamente no, soltanto tasse e tributi arrivano a casa, mentre i rimborsi sono sempre fatte istanza di parte a richiesta. Il 5 luglio, quindi qualche giorno fa, il Consiglio di Stato definitivamente ha condannato TIM come gestore telefonico al rimborso, perché ricordiamoci che a partire dall'anno 2017 per oltre un anno la fatturazione era a 28 giorni, per cui dal momento che facendola a 28 giorni si lucrava un mese, ma comunque le spese sulle fatture, quindi sulle fatture che venivano, quindi sulle 13 fatture, era una sommatoria non dovuta. I vari gradi di giudizio adesso hanno portato alla condanna. Il 12 luglio, quindi domani, che è venerdì, uscirà invece, sempre Consiglio di Stato, la pronuncia per quanto riguarda gli altri operatori telefonici, per cui adesso la prima, qualche giorno fa, solamente su TIM. Intanto c'è un punto fermo. Un punto fermo è questo. Molti telespettatori che cosa adesso stanno ricevendo delle telefonate dal gestore TIM in questo caso, perché propongono la compensazione fra il credito maturato per la fatturazione, diciamo, non dovuta nella tempistica con dei servizi, oppure una compensazione con, diciamo, la fatturazione per il consumo, diciamo, telefonico. Noi consigliamo sempre che bisogna invece farsi rimborsare proprio i soldi che sono parametrati sulla durata, su questa annualità. Dovrebbero essere circa 400-500 euro a secondo del consumo individuale. La media è questa. Se uno consuma pochissimo, naturalmente avrà meno, diciamo, di rimborso. Chi ha un consumo medio, insomma, questo è il rimborso che deve avere. Il rimborso naturalmente è a richiesta, quindi il sito istituzionale presso cui bisogna richiedere il rimborso è online presso il sito dell'Agcom. Sito dell'Agcom che si trova naturalmente su internet, quindi è l'autorità garante per le comunicazioni. Oppure si può fare ricorso al sito calabrese del Corecom, quindi sono tutti diciamo, degli enti che praticamente pubblici. Si può fare anche, perché a ciò sono obbligati, sul sito di TIM. Perfetto. Se uno non usa di questi mezzi, presso ogni associazione dei consumatori ci sono i modellini. Si danno i modellini, si può mandare anche tramite fax. Ci sono dei numeri verdi dove si può mandare, però sempre, diciamo, a richiesta. E cosa importante, fare la ricerca delle fatture pagate dal 2017 fino a marzo 2018, perché poi c'è stato, diciamo, il blocco di questa fatturazione. E lì si può fare un po' il calcolo giorni. Di quanto... E lì si può fare il calcolo, però recuperare il cartaceo. Beh, sicuramente i nostri telespettatori sono molto attenti, perché sono molto attenti, parlando... ritengo, certo. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto?
Sì, pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Volevo fare una domanda all'avvocato. Ecco, prego signora. Grazie. Avvocato, buonasera, volevo sapere se un correntista chiede alla sua banca la chiusura del conto, entro quanto tempo la banca deve farlo e se è vero che superando questo limite di tempo la banca deve risarcire al correntista 40 euro. Allora, i tempi per chiudere Non un so se sono conto. stata chiara. Chiarissima, come sempre. Ricordiamoci, la domanda non merita una risposta secca. Per quale motivo? I conti correnti non sono nient'altro che una piattaforma di servizi. Il conto corrente non è nient'altro, è un nome, quindi è una piattaforma di servizi. Chiudere il conto corrente significa andare a chiudere tutti i rapporti che con quel conto corrente vengono soddisfatti. Per cui, se è un conto corrente di servizio che non vi serve assolutamente a nulla, quindi non c'è canalizzata pensione, non c'è canalizzato stipendio, non si paga un RIB, un mutuo, eccetera, eccetera, allora lì la chiusura è immediata e, secondo il vostro contratto, ma secondo la legge generale, è senza spese la chiusura. Poi, vedendo conto corrente, cioè rapporto per rapporto, c'è un risarcimento danno che è dovuto entro 10 giorni dobbiamo chiudere, superato quel limite ti rimborsiamo di 40 euro, non so qual è la vostra banca, però dovete andare a vedere più sull'apertura del rapporto di conto corrente dove c'è esattamente alla voce, naturalmente quando voi cessate, quindi voi interrompete, quindi ecco, revocate ogni ordine alla vostra banca, c'è scritto esattamente quali sono le modalità e le condizioni. Ripeto, bisogna vedere primariamente su quel conto corrente che servizi ci sono, anche per determinare, diciamo, l'interruzione. C'è la canalizzazione della pensione e un fido. Quindi chiudere quel conto corrente... Sì, vorrei cambiare banca. Allora, per cambiare banca, come ormai lo stiamo ripetendo da tantissimo tempo, voi dovete andare presso la banca che vi ospita, nel senso che ha piacere che andate lì perché sicuramente avrà delle condizioni migliori, perché altrimenti uno non cambierebbe, e praticamente si fa la portabilità di tutti i rapporti. Però prima di fare il passaggio della chiusura del conto dovete avere già un altro rapporto di conto corrente dove portare i rapporti che avete con questa banca dove siete ora, perché altrimenti sapete benissimo che se ci sono dei rapporti, chiudete il conto corrente, praticamente poi nessuno pagherà per voi e poi si creano morosità e quant'altro. Quindi dal momento che avete fatto questo passaggio non c'è nessun problema perché la chiusura dovrebbe essere immediata. Se il vostro rapporto di conto corrente prevede per la cessazione del rapporto che ci sia una penale dopo tot giorni da quando riceve l'ordine, vi ricordo che l'ordine andate allo sportello e fatevi rilasciare ricevuta, perché altrimenti a voce non sapete mai quando vi parte l'ordine. Quindi sempre questo. Se lì c'è scritto che dopo tot giorni la banca vi deve risarcire di 40 euro, vuol dire che è in questo modo. Quindi però, ripeto, varia da banca a banca. Non è in linea generale, lo trovo scritto sulla domanda. Cosa? Le condizioni contrattuali sono quando... Perché la legge che vi regola è quando avete acceso l'apercredito, il rapporto di conto corrente. Ricordatevi che nel corso degli anni sicuramente vi sarà arrivata a casa qualche modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e lì c'è scritto che avreste avuto 30 o 60 giorni a seconda della modifica per recedere senza spese da quel rapporto, perché c'è una modifica unilaterale. Quindi non soltanto il rapporto di conto corrente quando lo avete acceso, ma anche andare a vedere nel corso del tempo se qualche cosa è variata, se c'è stata qualche modifica unilaterale non contestata da voi. Per cui ecco,
è una ricerca, andate a vedere quello che vi è arrivato o domandate allo sportello, perché comunque sanno con il numero di conto corrente qual è la legge che vi regola, quali sono le norme, quali sono le disposizioni. Quindi questo Sì, avvocato, io non ho capito una cosa, mi scusi. Io adesso sto cambiando casa, sto cambiando banca, proprio perché mi sono arrivate delle proposte unilaterali di aumenti incredibili sul conto corrente, anche ho deciso di cambiare banca, e questo lo posso fare entro agosto, ma il giorno me lo ricordo. Ho fatto già un nuovo conto corrente, però mi deve arrivare l'ok dalla sede centrale, quindi poi vado a chiudere con la vecchia banca. Io volevo solamente sapere se esiste in effetti un numero di giorni entro cui la banca chiude il conto. Non Quindi c'è un numero, trovo non quando è... vado a fare la domanda su quelle... Allora, non lo so. le Trovo banche... scritto su quel bollettino che mi danno alla banca per scrivere la chiusura del conto? Allora, le banche sono società private, non sono regolamentate da leggi, per cui ogni istituto bancario ha una sua regolamentazione. Pensavo che ci fosse una regola generale. No, regola generale, allora, la regola generale è che la chiusura del conto è senza spese. Se poi, e quindi deve essere immediata, perché voi interrompete immediatamente il rapporto, perché quindi è a vostra discrezione, se poi istituto per istituto pone un risarcimento del danno alla durata del recesso per rendere effettivo il vostro recesso, lo trovate, come vi ho detto, nella varia documentazione che vi è arrivata. Tenete presente che la banca, per regola generale, è tenuta al risarcimento del danno dopo che non chiude il conto corrente. La regola generale, perché il rapporto di conto corrente è un contratto, quando voi diffidate la banca, guardate che io ho chiuso, vi do i 15 giorni contrattuali, come dice il codice civile, per chiudere, per adempiere. Se non lo fate è un grave inadempimento contrattuale e quindi io posso chiedere il risarcimento del danno. Quindi questa è la regola generale. Dopo la diffida, 15 giorni, se non adempi in 15 giorni è inadempimento contrattuale e lì potete chiedere il risarcimento del danno. La banca si è già precostituita il risarcimento del danno in caso di non chiusura in un determinato tempo. Ovviamente non è che non vi chiude il conto corrente per 6 mesi e paga 40 euro. 40 euro no, ve lo portate in tribunale e avrete un risarcimento congruo perché sono 6 mesi che non vi chiude il conto corrente. Quindi queste sono norme generali di diritto del legislatore. Poi ogni banca che è un istituto privato può regolamentare i rapporti con la clientela, a cui la clientela aderisce spontaneamente come quando voi avete aperto il conto corrente. Bisogna guardarsi un po' quei contratti, quelle clausole che ci arrivano. Ecco, magari noi spesso distrattamente ma distrattamente, quando apriamo un conto corrente allora in Italia si muore per usura bancaria, mala amministrazione e poi in ultimo per mala sanità. Però l'usura bancaria è la prima. L'usura come usura di vessazione. Noi quando andiamo in banca dobbiamo solamente firmare, consulenza non ne abbiamo. Certo, sono tanti di quei fogli che ci vorrebbe una settimana per andare a leggere e capire che cos'è. Non mi meraviglio che la telespettatrice mi fa queste domande. Certo, è chiaro. Signora, tutto chiaro allora? Sì, ho capito, la ringrazio. Grazie. Buonasera. Grazie a lei, chiaramente. Lei parlava insomma di usura, di vessazione anche per quanto riguarda il logorio, no? Logorio, ma l'usura in questo ovviamente. Ma lo fanno anche alcune amministrazioni pubbliche quando mandano sempre lo stesso importo, meglio la stessa cartella da pagare per somme che non sono dovute. Abbiamo avuto alcune segnalazioni durante la settimana da parte di un comune che per il terzo anno consecutivo invia sempre allo stesso utente una cartella per la tassa della Tari che non è dovuta. Già era stato fatto lo sgravio 3 anni prima, però a quanto pare c'è qualcosa che non funziona, no? Che non c'è una comunicazione tra gli uffici. Ne risponderemo tra poco, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto?
Buon pomeriggio, sono da Cosenza, sono Luperci. Benvenuto, Io chiamo, prego. Sì. io chiamo perché avevo chiamato giovedì scorso per le trattenute che stanno facendo sul reddito di cittadinanza. Sì, Ecco, sono andato dal patronato sì. oggi e mi hanno detto che siccome io ho avuto la carta REI, il reddito di cittadinanza è intestato a mia moglie, però ho avuto la carta REI e si stanno trattenendo i soldi che mi hanno dato dentro 8 mesi della carta REI. È vero questo? Io questo volevo sapere Allora, dall'avvocato. ricordo la telefonata della scorsa settimana. Allora, ma è un problema che sta capitando a moltissimi. Prima facciamo un attimo un passo indietro. Fino a 2 anni fa c'era la SIA, tutte sigle stiamo facendo, Sì, no? sì. Sostegno di inclusione. Dopodiché hanno inventato la carta REI, no? Il reddito di inclusione, e adesso siamo con la reddito Reddito di RDC. La legge che cosa dice? Chi è stato percettore o era percettore di carta REI e ha inoltrato la domanda per il reddito di cittadinanza, appena viene accettata, accolta la domanda del reddito di cittadinanza, automaticamente si blocca la carta REI e praticamente usufruisce del reddito di cittadinanza e lo percepisce facendo la differenza fra quanti mesi ha percepito di REI e quanti ne restano, cioè viene detratti i mesi di percezione della REI dalla mesi di percezione del reddito di cittadinanza. Allora, che voi avete percepito dei redditi da REI prima del reddito di cittadinanza, perché poi automaticamente voi non vi spiegate come vi hanno bloccato la carta REI, ma perché ce lo dice la legge, come vi viene accolto il reddito di cittadinanza, vi viene bloccata la carta REI. Voi dovete fare semplicemente una cosa, perché l'ente Poste Italiane, che è quella che lavora materialmente le pratiche, sulla vostra dichiarazione del reddito percepito non potevate inserire i soldi percepiti a titolo di REI. Questo per quale motivo? Solo oggi potete fare l'ISEE corrente. Prima non lo potevate fare perché vi dava una fotografia socio-economica del nucleo familiare che andava indietro di 2 anni. Per cui molto probabilmente stanno rimodulando, perché voi avete dichiarato un certo reddito, mentre invece ma non potevate produrre l'ISEE corrente, hanno visto sul vostro codice fiscale che c'era un'altra redditualità. Voi però che cosa dovete fare? In ogni posta, quindi in ogni ufficio postale c'è uno sportello che è dedicato proprio per i percettori reddito di cittadinanza. Quindi con la vostra posizione, quindi nome, cognome e codice fiscale, vi sanno dire esattamente che cosa è successo alle somme del reddito di cittadinanza. La cosa importante però, perché lo sportellista vi dice a voce, invece dovete firmare il modulo per chiedere una risposta per iscritto, perché così si può impugnare e contestare le determinazioni di Poste Italiane riferite alle somme che vi stanno trattenendo, perché solo a voce non possiamo impugnare una parola, dobbiamo impugnare un qualcosa di scritto. Per cui al di là del patronato, se il patronato non vi ha fatto un'istanza di accesso agli atti, perché sicuramente avrà preso informazioni perché hanno la stessa banca dati dell'INPS, però a noi serve praticamente avere per iscritto la motivazione per cui si stanno trattenendo quelle somme, altrimenti che cosa impugniamo? Quindi sempre per Quindi iscritto. sempre per iscritto, o fa una istanza di accesso agli atti il patronato, oppure presso Poste Italiane, i percettori di reddito di cittadinanza, modulo per richiedere la risposta per iscritto. Con quello si può contestare, altrimenti rimane una voce
che non si può fare nulla, cioè uno Non impugniamo quello che si non lo dice. impugna, uno accetta insomma poi la somma che gli viene erogata alla fine. Ha capito? Tutto chiaro quindi? Sì, ma siccome Più o meno, il reddito di un po' cittadinanza difficile. era intestata a me, e la carta di... Sì, perché il reddito di cittadinanza fa No, riferimento no, al no, nucleo Ma anche familiare. la carta REI e il quindi- La carta nucleo. lei era intestata a me, avvocato. Sì, E sì. il reddito di cittadinanza è intestata a mia moglie. Certo, Ma è sempre il nucleo. riguardano sempre il nucleo familiare, sia la carta REI che quindi allora, Non c'entra essere intestato i uno benefici del reddito di cittadinanza non è che vanno al titolare. Tutti i componenti del nucleo familiare che si trovano in età per essere utilmente collocati al lavoro verranno, se c'è la possibilità, chiamati dai navigator o dai comuni e verranno, diciamo, collocati al lavoro. Quindi non solo il titolare, ma tutti i componenti del nucleo familiare che sono utilmente collocabili al lavoro. Ecco, quindi non Quindi c'entra nulla sia la se carta REI REI ecco. la carta REI vi è stata rilasciata perché avete dovuto depositare l'ISEE, dove ci sono tutti i componenti, tutti i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare. Quindi quando vostra moglie adesso è titolare della carta del reddito di cittadinanza, all'anagrafe tributaria risulta proprio tutto. Quindi non è che se è intestata uno a un altro, non funziona così. Io martedì vado all'Inps per vedere, perché mi devono dare una spiegazione. Andate a vedere, ve le danno, però le spiegazioni a voce, poi cose impugnate, la registrazione della voce dell'impiegato, vi dovete far dare il modulo per avere su quella posizione di vostra moglie la risposta per iscritto, altrimenti non sappiamo Quindi, che o un accesso contestare. agli atti attraverso il patronato, insomma si può fare, ci sono ecco, così la risposta poi arriva per iscritto, altrimenti poi sulle parole che dice un impiegato non si può fare nulla, chiaramente. Ok, Va grazie. bene? Quindi per iscritto questa volta, ok? Adesso ha avuto una spiegazione verbale, adesso aspettiamo la carta scritta perché lì vengono poi evidenziate le motivazioni appunto di queste... Ma sempre bisogna per iscritto, Per ogni cosa, perché no, diciamo, altrimenti quando- il caso classico che si va all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni perché uno ha un problema con la cartella e dicono non ti preoccupare, poi arriva il pignoramento. Cioè, infatti, bisogna avere per iscritto. lo diciamo da anni, anche quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione. Con la pubblica amministrazione quando si ricevute perché si dimentica, quindi ci costringono ad avere un bell'archivio di tutte le fatture e i pagamenti che abbiamo avuto, che naturalmente è in violazione di ogni legge. È la Certo. pubblica amministrazione che deve tutelare il cittadino, non il cittadino si deve tutelare dall'amministrazione, come sta avvenendo penso dal dopoguerra ad oggi. E infatti, appunto, riallacciandoci a quella domanda che ci è giunta attraverso l'email, cioè questa persona che da 3 anni che deve andare al comune per dimostrare che quell'importo era stato già pagato, è un danno anche esistenziale per una persona, intanto uno deve prendere ferie dal lavoro, il giorno di ferie perché deve andare a trovare le carte, certo. vai di nuovo al Ma c'è risarcimento comune. del danno, Ecco, per come cui bisogna... si deve impugnare. Queste richieste devono essere impugnate. Allora, vedremo tra poco perché devo dare la linea alla regia, torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Uno si trova sempre. Ed eccoci di nuovo in studio, stavamo parlando con l'avvocato perché appunto queste richieste di pagamento per bollette, ruoli già pagati, magari arrivano più volte, insomma sono diversi i casi, stavamo dicendo che c'è chiaramente un danno esistenziale per l'utente perché è costretto ogni volta ad andare davanti negli uffici dell'amministrazione comunale e dimostrare che ha pagato quanto la stessa amministrazione richiede. Allora dicevamo va bene una volta, va bene la seconda, la terza insomma comincia a diventare un po' pesante, non dovrebbe succedere neanche la seconda volta perché nel momento in cui uno dimostra di aver pagato
quel ruolo dovrebbe essere cancellato, no? Dovrebbe essere... Deve essere Io uso il cancellato. condizionale perché a quanto pare, visto che insomma, le segnalazioni che ci arrivano, le amministrazioni sono distratte da questo punto. Sono distratte, in questo caso bisogna, anche se è un doppione di un tributo che è stato già pagato, bisogna comunque impugnarlo davanti al giudice competente, anche perché c'è un danno erariale a carico dell'amministrazione che in modo irrituale, illegittimo, manda al contribuente sempre lo stesso tributo, nonostante lo stesso sia stato già pagato. E il danno erariale, cioè le spese che deve pagare l'amministrazione del giudizio, agli avvocati di controparte, eccetera, eccetera, sono soldi pubblici, c'è il classico danno erariale. Certo. Per cui noi lo stiamo chiedendo sempre, sempre, sempre. La dimenticanza delle amministrazioni non si ravvede solamente in ciò. Tutti coloro che, nonostante avessero avuto una sofferenza bancaria o con una finanziaria, nonostante avessero pagato, si ritrovano dopo anni ancora in centrale rischi per il semplice motivo che un conto pagare la sofferenza e l'altro è non stare attenti che la banca o la finanziaria tolga dal sistema la segnalazione automatica alla centrale rischi, perché ricordiamo che nelle centrali rischi il calcolo, la permanenza per legge decorre sempre dall'ultima segnalazione, per cui gli istituti bancari soprattutto, quando una posizione è in sofferenza, praticamente poi in automatico ogni anno trasmettono alla CRIF, ma anche al sistema di allarme bancario, quindi al CAI, eccetera, eccetera, segnalano quella posizione, per cui il soggetto, anche se ha pagato, se non c'è il blocco della segnalazione, rimane a vita segnalato. Ecco, e poi non può accedere a Non nessun... può accedere perché bisogna pressoché- cancellare, perché bisogna mettere in moto una procedura non semplice. Ecco, in questi casi, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera, sono la signora Concetta d'Adriatico. Signora Concetta, volevo concludere questo argomento con l'avvocato, cioè come si fa a chiedere un risarcimento del danno in questi casi? È proprio previsto, proprio l'illegittima permanenza o segnalazione è proprio previsto scolasticamente, ma dal codice di rito, risarcimento del danno. Poi a secondo del soggetto, se è imprenditore o persona o ha ricevuto disdoro anche da questa situazione, il giudice liquida il risarcimento del danno. Quindi diciamo che è proprio stabilito questo. Ecco, insomma, speriamo Quindi che... questo è essenziale, è importante, è importante. E ricordiamoci che soprattutto le banche hanno il cattivo costume di appostare a sofferenza le aziende o i privati anche per un periodo di liquidità. La legge e quindi il testo unico bancario prevede che per appostare a sofferenza non è sufficiente che ci sia un periodo di liquidità, non ti pago 2 rate, no, dice che per appostare a sofferenza ci deve essere una situazione di quasi decozione, cioè fallimento, nel senso che l'azienda non ha più le capacità per far fronte ai propri debiti. Quindi il periodo transitorio di liquidità non si può appostare a sofferenza, rovinano gli imprenditori semplicemente per questo, quindi lì è foriero di risarcimento del danno. Ecco, è importante anche... Quindi è importante andare a delineare, cioè chi riceve soldi deve pagare, però nei rapporti bisogna andare a vedere l'inadempimento se è grave o meno, quindi di che entità è. Certo. Intanto salutiamo ancora la nostra telespettatrice d'Adriatico, vero? Sì, sono sempre qui. Eccoci, prego signora. Allora, avvocato, io volevo farle 2 domande. Una, Quante mi sono domande? accorta che il 2, mese di avvocato. No, luglio- una è la concentrata. Una. Glielo Allora, concediamo domande alla no, signora, una. 2 domande se sono concesse, prego. Ecco, una, allora, volevo dirle che mi sono...
Abbiamo perso la signora. Almeno una no, signora. sono sempre qui. Ah, ecco, non la sentivamo più, quindi... No, volevo dirle, avvocato, allora mi sono accorta che il mese di luglio il reddito di cittadinanza sono stati tolti dei soldi. Allora, ad aprile è iniziato con 5,15, a maggio pure, a giugno pure, e invece a luglio sono stati 4,85. Volevo sapere se lei ne è a conoscenza del motivo per cui l'hanno sceso, una. Perfetto. E l'altra è per il telefono, che a me mi è arrivata la bolletta del telefono dove dice la compensazione. A me la compensazione non mi interessa, volevo chiederle questo. Siccome io col telefono di casa telefonate ne ho fatte mai, solo il canone, mi conviene fare ricorso e chiedere i soldi, diciamo, della restituzione, o devo lasciar perdere, visto che pagavo i 19,50 al mese? Allora, questa la seconda che è più semplice. Voi potete compensare con il gestore. E non mi interessano quelle offerte? Le offerte non le interessano? No, voi non mi interessano quelle offerte che mi danno per 6 con mesi. i costi non lo usa il fissi, telefono, costi fissi di canone. Voi per avere questo telefono non è che ve lo dà gratis, pagate. No, io ho il telefono di casa, sì, ma non faccio mai telefonate sul telefono di casa. Sì, il ma per canone avere mensile. questo telefono a casa ve lo regalano, oppure cioè, ve l'hanno regalato l'abbonamento alla linea telefonica? Un minimo di 19 euro lo un paga. minimo lo dovete pagare sempre, oppure ve lo regalano? No, lo devo pagare sempre. Io pensavo... Quindi o compensate con il canone, oppure vi fate restituire i soldi per quanto riguarda la fatturazione a 28 giorni. È questo che volevo per chiedere, fare ma ne vale questo, la candela? Perché Ne vale la pena, poi poi dipende, ne vale la pena, chiede la signora. ne vale la pena e Anche se dipende è un da importo quello che minimo. volete fare, nel senso che se volete liquidità ve li chiedete il rimborso a soldi. E devo scrivere io in sostanza, no? Devo mandare un'email. Allora, non scrivete, nel senso, recatevi presso un CAF, un patronato, un'associazione di consumatori, perché comunque il modulo bisogna compilarlo. Quindi se non praticate molto internet, le domande online, e infatti non ve l'ho detto nemmeno, però recatevi, diciamo, CAF, patronato, associazione di consumatori, lì c'è un modulo, lo compilate, prendetevi le bollette che vi sono arrivate, che sicuramente avete conservato. No, ce le ho tutte, certo. E certo, con quelle, e quindi si fa un esatto conteggio di quello che vi devono rimborsare e chiedete il rimborso. Per quanto riguarda invece la prima domanda, le ipotesi sono tantissime, nel senso che o hanno fatto male i calcoli prima alla prima erogazione e quindi adesso hanno parametrato nucleo familiare, entrate di quel nucleo familiare, e hanno visto che vi hanno dato la somma giusta e quella che percepite adesso, con una leggera flessione di quello che avete preso nelle prime 2 rate. Può anche accadere che avete fatto con la carta reddito di cittadinanza delle spese improprie, perché sappiamo che non possiamo fare tutto quello che vogliamo con la carta reddito di cittadinanza. Se avete fatto delle spese improprie, il gestore sulle spese improprie che avete fatto ve le detrae e quindi non le vedete più, perché ritiene che violando una di queste norme, quindi anche... Non mi sembra di aver violato nessuna norma, perché ho speso. No, che ne so io, non me lo dovete nemmeno dire. Non è che io vi sto facendo un'ipotesi, non lo so che cosa ci avete fatto, però ecco, questa è un'ipotesi, quindi anche a voi, siccome vi dovete recare presso qualunque ufficio postale, andate con la vostra carta reddito di cittadinanza e vi dicono esattamente il perché vi hanno detratto quelle somme. Ho capito. E fate un'altra cosa, oltre ad andare, richiedete il modulo per avere la risposta per iscritto, perché se si deve fare una contestazione, la dobbiamo fare non sulla parola dello sportellista, ma su quello che è scritto. Per cui ci sono tante ipotesi, perché ecco... Però non è giusto questo, cioè quando uno spende farmacia, mangiare,
è un vestito, è un frigorifero. Sì, non no, credo che assolutamente. allora, in farmacia vendono creme di bellezza, quelle non le potete comprare. Vendono No, non le ho altre comprate. cose che, insomma, il profumo in farmacia non lo potete comprare. No, Ci sono no. farmaci e parafarmaci, determinati farmaci, determinati solo quelli parafarmaci. abbiamo comprato. Ma stiamo parlando della farmacia, poi non so. Stiamo parlando anche per ipotesi, perché se non Se sappiamo... pagate una rata ecco. di mutuo, a secondo che naturalmente è prima casa, però rate di mutuo che non bisogna superare le 250 euro. No, niente. Per questo è importante questo avere è la un reddito. risposta per iscritto. Però perché bisogna Sì, sapere sì. il perché. Allora dovrò recarmi alla posta con la carta e vedere il perché me l'hanno Fare trattato. per iscritto. Allora, inserendo la numerazione della carta reddito di cittadinanza, ve lo dicono subito. Ecco. Allora, poi dalla risposta che vi dà, voi capite che cosa è successo. Però se c'è bisogno di contestare, dovete chiedere che modulo devo firmare per avere la risposta per iscritto, e allora che quella serve per contestare. Ho capito avvocato. No, io l'unica cosa che ho pensato, siccome nel mese di giugno è stato liquidato l'accompagno, pensavo che forse hanno fatto i ricalcoli. Gli hanno dato l'accompagnemento, Ecco, quindi sì. probabilmente nel mese di giugno sono arrivate queste somme, No, credo con guardate, arretrati forse. Però, allora, il controllo del reddito, voi come sapete, perché quando vi hanno dato la carta reddito di cittadinanza sicuramente vi hanno fatto anche una piccolissima consulenza, entro 30 giorni da ogni modifica socio-economica del nucleo familiare dovete, stesso mezzo con il quale avete chiesto il reddito Sono di andata, cittadinanza, l'ho fatto comunicare, comunicare sono andata. il cambiamento di reddito. Allora, se una percentuale di questa somma a titolo di indennità che è entrata nel reddito di cittadinanza ha fatto sì che hanno riparametrato le somme a vostra disposizione, però qui c'è un punto interrogativo, dovete farvi dire il perché adesso stiamo ipotizzando, ma questa potrebbe essere anche, ecco, Da qui la un'ipotesi. richiesta di accesso però agli atti. dovete, ecco, può Va anche bene, non essere avvocato. così, perché l'indennità di accompagnamento, ricordiamo che è meramente assistenziale, quindi non dovrebbe concorrere a E fare non reddito, dovrebbe, questo lo io- so, però questo Infatti, è. quindi sempre per iscritto, signora. Va bene avvocato, la ringrazio molto dei consigli. Grazie a lei, Grazie. signora, continui a seguirci. Avvocato, la volta scorsa non abbiamo dato la precisazione dell'INPS perché poi era finito il tempo sui mutui per le persone con disabilità. C'è stata una precisazione dell'INPS, lo ricordiamo, ci sono questi mutui, diciamo, agevolati per chi ha delle disabilità. Ecco. Sì, lo troviamo naturalmente sul portale dell'INPS. Coloro che beneficiano, che purtroppo hanno la legge 104, possono anch'essi godere della concessione di un mutuo. Teniamo presente che se può apparire una norma a favore di coloro che hanno patologie per la legge 104, appare liberticida. Perché? È molto difficile, se non assolutamente improbabile, per coloro che, avendo patologie, ricevono solo le indennità di legge. Il nostro telespettatore vuole intervenire subito. E intervenite, così poi terminiamo. Intanto lo quello che salutiamo, stavamo da dicendo. dove ci chiama? Pronto? Buonasera, io chiamo da Roggiano Gravina. Benvenuto, prego. Volevo fare una domanda all'avvocato. Sì, Siccome io, a me praticamente il postino non mi sta recapitando la posta correttamente. problema non vecchio. so- Sì, prego. non so come devo fare perché quasi non riuscivo a ritirare la carta d'identità, perché lui praticamente ha messo la striscetta di andare a ritirare, gliel'ha data un'altra persona e poi questa persona mi ha recapitato, poi sono andato io, non lo so, mo lui dice di no, però io
Ha sbagliato Oppure la cassetta, reclamato. chiedo scusa, ha sbagliato la cassetta postale invece di darla... di metterla- No, lui no. praticamente l'ha lasciata così a casaccio a un'altra persona. Così. E se questa persona a me non mi recapitava questa striscetta, io non potevo andare a ritirare la carta d'identità. Ma la Mo' posta è una più di cosa molto volta. delicata. L'altra volta non mi ha portato la bolletta della luce, un altro poco mi tagliavano la luce. Io gliel'ho detto a voce, lui dice che si è sbagliato, così, colà. Intanto a me mi stavano tagliando la luce. Io dico, come posso fare a te? A chi mi posso C'è rivolgere? fisicamente Volevo però il semplicemente postino. un consiglio. Sì, allora, c'è Vabbè, fisicamente adesso. indipendentemente che il postino o qualche altro, è un errore umano questo, non certo di Ma più poste di una italiane. volta, però. E bisogna fare a Poste Italiane, bisogna Una segnalazione. una segnalazione di questo grave disservizio, anche perché questo disattento portalettere non può, perché viola la privacy, mandare un avviso di raccomandata ad una persona che non sia convivente con voi, perché la legge parla chiaro, per cui c'è una violazione, quindi diciamo questo. La posta la deve recapitare, per cui altrimenti non è che può ritardare, diciamo, la consegna. È il classico, cioè, non errore, comportamenti che vanno sanzionati. Però questo lo dovete fare presso l'ufficio postale, anche quello centrale. Ci sarà un ufficio postale da voi, dal direttore, e andate a dire che c'è questa cosa. O il numero verde di Poste Italiane e quindi lì provvedono senz'altro. Ma qui diciamo è anche una mancata vigilanza da parte dell'ente poste, però qui siamo proprio, ecco, diciamo che il dipendente che insomma ecco, dovrebbe liberare risorse per giovani disoccupati. Ecco, che ci sono sarebbe una alcuni bella casi in cui non idea, passa questi, mai il ecco. postino, in alcuni luoghi il postino non lo vedono mai, qui invece lo Il vedono postino però non lo sbaglia. vedono mai, e non è come i film Amarcord che praticamente bussa sempre 2 volte, qua Magari non bussa una. proprio, cioè, e quindi siamo nel paradosso. Io quindi, Sì. Avvocato, scusate, posso chiamare io quindi direttamente alla posta, alle poste, perché mi hanno dato un numero verde per fare la C'è il numero verde di Poste Italiane, proprio nazionale, e praticamente vi fate proprio l'ufficio controlli, cioè, anche il direttore, voi, insomma, il direttore, e voi lo potete senz'altro, ma questo è uno dei metodi. Se non doveste avere nessuna risposta e questi comportamenti continuano, naturalmente, se siete gentili, andate naturalmente presso il datore di lavoro personalmente. Se non siete gentili, denunciate all'autorità giudiziaria. Ecco, insomma, perché c'è prima questo passo, il datore di lavoro, ci Perché sarà i carabinieri, la censura, insomma, chiaramente. se voi avete un interesse tutelato affinché non far sapere i fatti vostri, nemmeno della ricezione di raccomandate a terze persone. Quindi diciamo non è che dovete andare a prendervi l'avviso presso un'altra persona che magari vi ci siete litigato, cioè non funziona in questo modo, ecco. Sì, io allora il consiglio che mi date è quello di che ne so, di andare da un avvocato. No, non c'è bisogno. Fate una telefonata a Poste Italiane e dite qual è il problema. Molto semplicemente, non c'è bisogno di andare dagli avvocati per risolvere questa... Insomma, nel momento in cui lei segnala al direttore dell'ufficio postale il comportamento del dipendente, sarà compito del direttore intervenire, quindi fare un richiamo al dipendente. È un comportamento censurabile, e però ecco, che merita una sanzione disciplinare, però siamo in questo ambito. Ecco. Va bene, avvocato, la ringrazio. Grazie a lei, infatti diciamo, in alcuni casi il postino non si vede perché insomma c'è mancanza di personale. In questi quando casi, invece il problema che invece lo abbiamo affrontato, abbiamo avuto anche dei risarcimenti, ci sono alcuni luoghi, soprattutto quelli più periferici, che invece la posta arriva ogni mese, ogni mese e mezzo, e quindi lì ci sono sempre more per quanto riguarda il pagamento delle bollette, fatture e quant'altro. Lì naturalmente
c'è l'azione tipica di risarcimento del danno nei confronti di ente poste. Invece Quindi questo è un quando caso- arriva proprio in ritardo, perché arriva, ma lì perché ogni mese, mese e mezzo arriva la posta, quindi quello è un altro tipo, mentre invece quando c'è il postino, come qualunque altro dipendente pubblico che ha dei doveri, dipendente pubblico non è solo dipendente, ha dei doveri Certo. nei confronti del pubblico, se effettua servizio a contatto con il pubblico, quindi ci sono dei doveri che se sono violati Vanno meritano, censurati. come da codice deontologico, censura. Certo. Però Molto- questo- in maniera molto semplice, non c'è bisogno di andare a scomodare avvocati, Ma no, eccetera, ma eccetera. certamente no. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, Francesco da Cosenza. Benvenuto, prego. Niente, io ho lo stesso problema per quanto riguarda il postino pure. Anche lei. Sì, uguale al signore che ha chiamato poco fa. Un Non è postino lo di- stesso io postino, abito- non- No, credo siano Se da in Cosenza altro- e da Roggiano, credo chiamasse prima, quindi non è lo stesso postino. Sì. no, può darsi che l'hanno trasferito da Roggiano, l'hanno mandato a Cosenza, ha fatto uguale pure a Cosenza, no? No, saranno parenti. No, È la stessa da- cosa, purtroppo è la stessa cosa. Voi a Cosenza telefonato, recatevi senza indugio, sapendo chi è, diciamo, il postino, e denunciate questi fatti, perché naturalmente se uno attende, diciamo, una raccomandata per partecipare a un concorso oppure per qualunque altra cosa, diciamo, può portare poi problemi, ecco, seri a chi deve ricevere, Certo. ecco, per cui al di là del bigliettino di auguri che arriva una settimana prima o dopo non fa niente, ci sono le comunicazioni per posta, soprattutto raccomandate. Se sono in raccomandata vuol dire che qualcosa significano, Certo. e devono essere attenzionate, per cui i ritardi indebiti devono essere censurati. Questo per dovere civico lo dovete fare, perché è capitato a Avvocato, voi ma, ma non deve scusate. capitare ad altri. Siamo in chiusura, al volo, perché davvero altrimenti ci sfumano. Sì. Prego. Ma è più di un anno che sta capitando questa cosa qui, Bisogna- Più di un anno, allora bisogna metterlo per iscritto e bisogna denunciarlo sì, sicuramente anche. va fatto qualcosa, perché c'è proprio una di organizzazione arrivata a questo punto. Va fatto per iscritto, Per una iscritto, segnalazione, chiaramente poi dovranno prendere provvedimenti. Hanno una grossa responsabilità quando recapitano la posta, Certo, ecco, certo. c'è la privacy delle persone che è in Infatti gioco. per questo, sì, infatti. Allora, questo è il consiglio: per iscritto un reclamo, una segnalazione, eccetera, eccetera, altrimenti se non si risolve poi in questo modo c'è sempre l'autorità giudiziaria, Ma certo. insomma, in quel caso. Quindi in seconda Ok, battuta grazie si può mille. pensare a questo. Grazie a lei per aver telefonato. Noi dicevamo siamo in chiusura, il tempo a disposizione è terminato, avvocato, ma noi torneremo anche prossima settimana. Saremo qui, continueremo a parlare con i nostri telespettatori. Grazie davvero all'avvocato Grazie a voi. Rodighiero e grazie anche a voi. Alla prossima, arrivederci.